Buona mano. Ciao ragazzi, c'è un bel sole oggi a Sale Marasino, sul lago di Iseo, provincia di Brescia. Ma la mia giornata in realtà è cominciata diverse ore fa, prima dell'alba, quando sono uscito in barca con Andrea Soardi e il papà per una battuta di pesca, con loro che sono pescatori professionisti di lunga data. Ecco com'è andata. Sì, prendi il guadino. Là. Abbassa il guadino. Chi è che le ha trasmesso la passione? Mio nonno. Mio nonno. Mio nonno perché a forza di essere in mezzo al lago, dopo uno ti rimane nel sangue. E prima o dopo io sono ragioniero, ho fatto ragioneria, no? Ho fatto anche 2 anni di bocconi. Dopo mi sono detto un giorno quando fare io la bocconi. Ho spentato tutto e sono andato a pescare. In barca con lui perché i miei avevano aperto il ristorante, quindi sapevano dove ero. E quando avevo ancora 6 o 7 anni. Da allora sono sempre andato in barca in qualche maniera e poi dopo un certo periodo sono dovuto tornare a pescare. Ma cosa vuol dire per lei ogni giorno uscire in barca? Ma per me è una passione, cioè adesso lui viene a pescare per accontentare me, no veramente, siccome non ti piace più lasciarmi andare da solo, allora dice lui invece di fare qualcos'altro dice un paio di volte a settimana viene a pescare assieme. Una volta era più pescoso? Una volta si pescava in maniera diversa, con l'evolversi degli anni, tipo di reti diverse, così, no? È cambiato il sistema di pescare. Dopo secondo me è sempre stato abbastanza pescoso. C'è un periodo in cui c'è qualcosa di più di un tipo e qualcosa di meno di un altro tipo, come adesso per esempio con gli agoni che sono quasi scomparsi, che se ne stanno prendendo pochissimi. Ma è un ciclo che magari avviene per natura proprio. Poi ci sono dei tipi di pesce, tipo il salmerino, che è un pesce molto pregiato. Lo lasciamo andare. Piccolino, che era molto valido anche come gusto e come cosa, che è scomparso, perché forse non hanno deciso più trovare l'habitat adatto per nascere così e pian piano non si trovano più. Tornerò molto presto qui sul lago di Iseo per farvi vivere una delle tradizioni più caratteristiche di questa terra, qui e in particolare di Monte Isola, quindi continuate a seguirmi.